Buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui con l'Ampi di Cavallino e Treporti insieme con l'Iveser per questo percorso della memoria che abbiamo organizzato per il 27 gennaio, giornata della memoria. Abbiamo deciso di fare un percorso seguendo le pietre d'inciampo con la collaborazione in particolare con Stefania Bertelli col patrocinio del comune di Cavallino Treporti, proprio perché ci pareva importante, e anche con la collaborazione e con la presenza dell'Ampi di Venezia, proprio perché ci pareva importante camminare attraverso Venezia percorrendo un po' le storie delle persone che hanno vissuto l'Olocausto e che sono state deportate. E questo ci pareva importante perché camminare significa essere in azione, e quindi la memoria non è soltanto un ricordare il passato, ma vogliamo fare memoria per poi essere coscienti di qual è anche il nostro impegno perché queste cose non accadano più. Per questo vi invitiamo con noi a fare questo percorso. Molte persone sono qui presenti, molti ci seguiranno da casa, proprio per fare questa strada insieme oggi pomeriggio, per fare proprio questo percorso di memoria, di coscienza e di azione. Io rappresento l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che come sapete è un istituto che si occupa di memoria storica, della storia del Novecento, ed ha partecipato sin da subito proprio a questo progetto delle pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo a Venezia sono dal 2014, ma la loro storia in realtà inizia prima. Inizia quando? Nel 1992, anzi nel 1990, un artista tedesco, Günther Demnig, fu invitato a Colonia per fare un'opera, una lapide che ricordasse gli zingari, i Sinti, che erano stati portati via da Colonia, perché era un artista che si occupava già di memoria. Durante la cerimonia che cosa succede? Un signore di Colonia dice: ma come una lapide per gli Sinti? A Colonia non ci sono mai stati zingari. Quindi cosa era successo? Era stata rimossa questa presenza. Günther Demnig gli viene l'idea: perché non pensare a una piccola lapide, a un piccolo oggetto che possa ricordare le persone che sono state portate via? In pratica riunisce in questa opera, nelle pietre, due culture: la cultura cristiana,
da una lettera di Paolo, di San Paolo, in cui si parla di pietra d'inciampo, inciampare, soffermarsi, riflettere, e dall'altra la cultura ebraica. Per la cultura ebraica una persona non si dimentica finché non ci si dimentica il suo nome. E gli viene l'idea delle pietre d'inciampo. La prima sarà posta nel 1992 a Colonia, anche in modo clandestino, ma poi pian piano queste pietre d'inciampo conquistano l'Europa. L'idea di Günther è di fare una grande opera d'arte europea che ricordi la deportazione. Quindi queste pietre sono destinate alle persone deportate per vari motivi. Lo diremo dopo anche riguardo all'itinerario che facciamo noi. In Italia, adesso in tutta Europa sono più di 70.000. All'inizio lui andava in ogni luogo e le posava lui, adesso non ce la fa più ovviamente. E il suo studio lavora tutto l'anno praticamente solo per questo. A Venezia il progetto è stato iniziato nel 2014. Il nostro istituto ha partecipato da subito al tavolo. Oltre al nostro istituto partecipa il Comune di Venezia, ovviamente, la comunità ebraica e l'Istituto di Cultura Tedesco. Quante sono? Allora, fino ad oggi sono 105. Giovedì 27 verranno poste altre 30, 29 a Venezia e una a Mestre. Oltre a Venezia, anche al Lido ce n'è qualcuna. Allora, prima dicevo, le persone che sono state deportate. Naturalmente il numero maggiore sono ebrei, quindi deportazione razziale. Ma c'è spazio anche per la deportazione politica, e vedremo 2 pietre di politici che sono stati portati via. E l'ultima pietra che vedremo oggi è la deportazione militare, di cui vi parlerò dopo. Allora, l'operazione per cercare i nomi, per cercare le abitazioni delle persone non è semplice, perché queste pietre vengono messe di solito davanti alla casa dove abitavano. Ce n'è solamente una davanti a Ca' Foscari di un'ex professoressa di Ca' Foscari. Per il resto dove abitavano. E non è semplice, non è sempre semplice. Diciamo che il nostro istituto dà un suo contributo. Un po' di anni fa un nostro collaboratore, Giulio Bobbo, è andato nell'archivio, cioè è andato in carcere, Santa Maria Maggiore, dove hanno un archivio, e ha visionato e monitorato tutto l'archivio delle persone che sono state arrestate in quella occasione. Quando arrivavano in carcere dovevano fare le dichiarazioni, le proprie generalità, dove abitavano, e quindi quello ci dà la certezza del luogo dove abitavano in quel momento. Però non sempre ci riusciamo, quindi bisogna fare un lavoro all'interno del comune. È un lavoro così che prende abbastanza, anche perché, come dire, ci teniamo a fare questa cosa, perché è molto importante. Noi abbiamo visto nel corso degli anni proprio il momento della posa, che è il momento dove il pathos è maggiore, quando arrivano i parenti che non hanno mai visto quella persona, vengono da tutta Italia, vengono da Israele. Per loro, sono tutte persone che non hanno tomba, ovviamente. Per loro diventa un luogo importante per la propria storia, per la propria memoria e quindi per la memoria collettiva. Cominciamo con la deportazione razziale.
e vediamo come si è svolta a Venezia. Ecco, le pietre ci danno delle informazioni. Dalle informazioni riusciamo a capire, non sempre, poi vi dirò perché, quando la persona è stata arrestata per la prima volta in modo decisivo, dove è stata portata. Sulla data della morte si fanno delle ipotesi, ovviamente, perché è difficile avere la data della morte. Allora, cosa succede a Venezia? Voi sapete che dal 1938 gli ebrei subiscono le leggi razziali, ma non sono in Italia a rischio di vita, tranne gli ebrei stranieri che devono andarsene subito dall'Italia. In quell'occasione si fanno dei censimenti con tutti i nomi degli ebrei e le loro abitazioni, che saranno preziose, un'arma preziosa poi per la loro deportazione. Dopo l'8 settembre del 1943, dopo che gli italiani hanno saputo dell'avvenuto armistizio del 3 settembre e quindi della pace con gli anglo-americani, praticamente i tedeschi arrivano a Venezia, a Mestre sono già al 9, dopodiché sono già a Venezia il giorno dopo. Allora, subito qualcuno, ma non tutti, riescono a comprendere della pericolosità di questa nuova situazione. Quello che si accorge per primo è senz'altro il presidente della comunità ebraica, il dottor Yona, il quale ha la lista, ha la famosa lista con tutti i nomi degli iscritti alla comunità, una lista che gli viene chiesta. Allora, non era l'unica lista, perché la questura ne aveva un'altra, perché la milizia ne aveva un'altra ancora, era probabilmente quella più completa. Ci fu questa scelta forte di Yona, che si suicidò il 17 settembre, quindi subito, per non dare la lista, però non credo solo per quello, perché appunto, ripeto, liste ce n'erano altre. Probabilmente con quel gesto forte lui vuole far capire che il momento è pericolosissimo. Allora, chi può? La comunità ebraica veneziana era di circa 1200 persone. Chi può si nasconde, chi può scappa, chi può riesce ad arrivare in Svizzera. Non tutti si muovono. Qualcuno forse non avverte il pericolo, qualcuno dice sono anziano, vedremo anche dalle prime pietre l'età di queste persone, e sono anziano, non staranno cercando me. Chi ha tanti bambini, chi non ha possibilità economiche, chi non ha contatti, quindi chi può va via, ma altri restano, e quindi la comunità continua la sua vita. Nel novembre del 43 a Verona viene stilato il nuovo statuto della Repubblica di Salò, della Repubblica Sociale, con le nuove leggi razziali. Non sono più quelle del 38, ma sono le leggi che sono state mutuate dalle leggi di Norimberga, che privano gli ebrei della cittadinanza. Nel momento in cui sono privati della cittadinanza, sono deportabili. Quindi il 27 novembre il Ministero della Repubblica Sociale delibera l'arresto di tutti gli ebrei e anche la possibilità di incorporare tutti i loro beni. È importante anche questo. Il 30 viene mandata alla questura di Venezia il dispaccio in cui si dice di arrestare gli ebrei. Allora, il 30 arriva in questura, il 5, come vedremo, durante la notte, quindi tra il 5 e il 6, c'è la prima retata. Probabilmente i giorni dal 30 al 5 qualche notizia esce, qualcuno avvisa un amico, l'amico dell'amico, qualcuno di più riesce a nascondersi, ma le persone che pensano di
di non essere obiettivo di possibili arresti o perché proprio non possono, perché hanno 6 bambini piccoli, stanno a casa e comincia la prima retata. Allora io insisto sempre nel dire che la prima retata chi la fa? Sono a Venezia, tutti italiani, sono tutti italiani. C'è la milizia, la guardia sociale, c'è la questura, i quali si prendono questo compito. Se lo prendono anche velocemente, no? Senza aspettare i dettagli. Tant'è che arrestano più persone di quelle che avrebbero dovuto arrestare. Perché? Perché i dettagli che sono successivi dicono che non si devono arrestare per quel momento le persone sopra i 70 anni, le persone, i figli dei matrimoni misti e le persone ammalate, perché effettivamente arrestano anche quelle e dopo le dovranno rimandare a casa per arrestarle chiaramente in un secondo momento. Allora, considerate che questa cosa avviene di notte, nel momento in cui la città non vede, in una città che ha una quotidianità migliore di altre città d'Italia. Vi ricordo Venezia insulare, perché Mestre non è stata particolarmente bombardata. Nel momento in cui si fa la Repubblica di Salò, nel momento in cui si fa la Repubblica Sociale e i ministeri del governo vengono spalmati in tutto il nord Italia, a Venezia arrivano il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Cultura, il Ministero del Cinema, Cinecittà, quindi arrivano tutti gli impiegati ministeriali che poi andranno a vivere nelle case lasciate dagli ebrei, per esempio, e poi girano anche attori, i ristoranti funzionano, è una città così che non incuta, in cui la guerra non è così pressante come altre città. Pensate che il giorno prima alla Fenice ha suonato Benedetto Michelangeli, il giorno dopo c'è la partita del Venezia, perché il campionato, come saprete, è durato fino alla fine della guerra. Quindi in una situazione di quotidianità, di notte, queste persone vanno ad arrestare delle famiglie. Alla fine arrestano 170 all'incirca, poi una settantina verranno rimandate a casa. Quindi sono circa 100, 110, 120 di famiglie con persone anziane, bambini. Dove andranno queste persone? Gli uomini sono destinati al carcere maschile, le donne al carcere femminile, i bambini negli orfanatrofi. Questa come prima operazione. Allora, le prime 2 pietre che vediamo adesso sono 2 fratelli. Se guardate la data di arresto è diversa, ma qua sicuramente sono stati arrestati insieme. Solo che se guardate la data di nascita, uno ha 70 anni e quindi era giusta, l'altro ne ha di più, quindi è stato rimandato a casa e poi arrestato in un secondo momento. Questi sono i fratelli Fano. Come vedete la data di arresto non è il 5 perché sono tutti e 2 anziani, anzi loro avevano una sorella che ha la pietra a San Canciano, che era stata la sorella arrestata con la figlia, i nipotini, solo che la nonna era più anziana dei 70 anni e poi è venuta ad abitare qua anche lei.
solo che è stato scelto la pietra di metterla vicino alla figlia e ai nipoti, insomma. Però anche lei è stata venuta qui a abitare dopo che l'hanno rimandata a casa e ha continuato a vivere con i fratelli finché non sono stati arrestati tutti. Quindi come vedete la prima retata ha portato un numero di persone, un centinaio di persone, e poi via via ci sono stati gli altri. Dove le portavano queste persone? Come vi ho detto, l'idea è di portarli nei carceri, bambini negli orfanatrofi. Dopo qualche giorno vennero invece ricostituite le famiglie. Dove? Alcuni li portarono in ghetto all'istituto israelita per anziani, altri al Foscarini, al liceo Foscarini, che in quel momento fungeva da caserma per la milizia. Quindi rimangono lì qualche giorno. Allora, in Italia, dall'8 settembre in poi, ovviamente, dal momento che i tedeschi poi diventano truppa di occupazione e alleati della Repubblica Sociale, come dire, si organizza questa deportazione degli ebrei con gli stessi modelli già applicati in varie parti d'Europa. Cioè, nel 1943 i tedeschi erano già super allenati in questo. Ricordo che su una popolazione di 1200 circa 250 persone sono state arrestate e deportate. Ecco. Gli altri sono riusciti a salvarsi in un modo o nell'altro. Quindi il 31 dicembre sono andati prima a Sammarcuola, e da lì col vaporetto in stazione, e dalla stazione portati a Fossoli. È il periodo in cui c'è anche Primo Levi. Tant'è che tutto il gruppo dei veneziani della prima retata parte da Fossoli il 22 febbraio con il convoglio del Primo Levi, il quale sarà testimone anche di una cosa che succede ai veneziani. Praticamente il 31 non portano 19 bambini. I bambini quelli piccoli, 2 anni, 3 anni, 4 anni, non li portano e li portano successivamente. Quindi possiamo anche immaginare tutti questi bambini da soli, che sono giorni che non vedono i genitori, con quelli della questura. Allora è rimasta famosa perché Primo Levi li vede arrivare e chiede: ma cosa state facendo? Quelli della questura: stiamo rispondendo agli ordini. Questa è stata una risposta del genere, e lui gli dice: potevate fare i ladri, sarete stati più onesti. Perché già a Fossoli, se in un primo momento non si rendevano conto, già a Fossoli cominciano a rendersi conto di più, anche se Fossoli, chiaramente rispetto ad Auschwitz, è già una situazione migliore. Le famiglie sono insieme, riescono ad avere anche contatti con l'esterno a Fossoli, difatti riescono a dare biglietti, riescono ad avere qualcosa. Ecco. E se avete in mente le bellissime pagine di Primo Levi, no? Se questo è un uomo, che racconta che il giorno prima della partenza le mamme lavano i panni, li asciugano sul filo spinato e preparano da mangiare quello che possono per i bambini per il viaggio. Prima dicevo la data di morte è quasi sempre presunta. Essendo persone anziane o persone con bambini piccoli, quasi sicuramente queste persone morivano all'arrivo. Voi sapete, all'arrivo c'era la selezione, le persone in grado ancora di lavorare venivano tenute in vita, le altre no. Quindi se vedete le date di morte, è la data di arrivo, il 26 febbraio mi sembra, la data di arrivo del treno.
Ecco, guardate, ecco. Il 5. Questi fanno parte della prima retata. La prima retata, il 5, almeno. Questa era tutta una famiglia tedesco. Vedete, no, questo è toccante perché il bambino è piccolissimo. Vedete, cioè, o persone anziane o persone con tanti bambini. Quella le pietre che vedete è una famiglia. Papà, mamma e una figlioletta di 12 anni. E c'è una quarta pietra, perché la mamma e il papà erano al loro secondo matrimonio, erano rimasti vedovi e si erano sposati più in là con gli anni e avevano avuto questa bambina che aveva anche un problema di polio, quindi erano legatissimi a questa bambina. E l'altra pietra è la figlia della mamma del primo matrimonio. C'è anche un figlio del papà del primo matrimonio che fortunatamente per lui era nascosto e non è stato preso, non è stato arrestato. Il papà ci ha lasciato una lettera scritta proprio nei momenti di cattività prima di essere deportato a Fossoli e destinata al figlio. Lui non sa che cosa gli accadrà, ma l'importanza di questa lettera che ha trovato Simon Lewis Sullam è che ci dice in diretta come avveniva questi arresti, come è avvenuta la retata. È la notte del 5 dicembre e scrive: alle 2:03, quindi vedete in piena notte, fummo svegliati da una scampanellata. Dapprima credemmo i soliti manigoldi, ma alla seconda ci alziamo e la risposta fu polizia. Quindi alla prima scampanellata loro non si rendono conto. Questo ti ricordi, caro Pino, che ti dicevo che la cosa sarebbe avvenuta sì, ma con una certa legalità. Difatti niente facce brutte, il commissario, 4 vigili in borghese, 2 carabinieri, perché all'inizio parteciparono anche i carabinieri, poi in realtà i carabinieri subirono anche loro arresti perché legati come arma al re e deportati come gli altri soldati italiani. Nel frattempo mi interrogò di chi era la casa, chi abitava il primo e il secondo piano. Niente facce brutte, c'è addirittura il tempo per un caffè. Avendo il commissario chiesto di voler vedere gli inquilini, chiesi di poter fare intanto il caffè. Quindi, noi alla luce del poi ci pare una cosa terribile. Poi siamo abituati ai film di un certo tipo. Qua le persone non si attendono, come se non si aspettano di essere arrestate, non sentono e quindi non percepiscono la pericolosità e non immaginano neppure perché quello che gli sarebbe accaduto dopo. Noi eravamo convinti ormai di partire. Con tutta la calma e la massima gentilezza, il commissario ci consegnò i questurini borghesi, che buoni tutti portarono le valigie sino al commissariato di San Marco, quindi gli portano anche le valigie. E qui arriva 8 uomini, tutti molto più vecchi di me, e 5 donne ultra vecchie, probabilmente persone che sono destinate poi a essere rimandate a casa. Ci lasciarono andare a prendere, accompagnati, ben si intende, il caffè.
e sempre tutti con la gentilezza la più grande. Però a un certo punto lui sente una telefonata. Sentiamo dalla camera del commissario telefonare e dicono: gli uomini al carcere di Santa Maria Maggiore, le donne al carcere femminile della Giudecca e i bambini ai corrigendi, cioè gli istituti di correzione o orfanatrofi, insomma dove c'era posto. Nella tarda mattinata giunge infine la lancia dei detenuti e qui c'è il momento più doloroso perché li separano. Quindi immaginate questa bambina piccola a cui sono molto affezionati. Allora, Pino mio, avviene il massimo strazio nostro. Un questurino ci prende Nedda pur dolcemente, ma ce la porta via. Il grido della nostra Nedda, emesso in quel momento, ti assicuro, Pino mio, quel grido l'ho sempre qui nel cuore, che mi pesò tanto tanto senza sapere dove ce la portavano. Intanto vengono portati in prigione, lui scrive che è già stato mandato al Foscarini, alla casa di ricovero israelita. Quindi gli racconta che hanno ricevuto in prigione il cappellano del carcere e anche il patriarca Urbani. Il patriarca Urbani, tra l'altro, si raccomandò con i fascisti per quegli ebrei, quelli di origine ebraica, che erano battezzati. Però, come sapete, la deportazione non è destinata, cioè non viene decisa per religione, ma per razza, e quindi a essere battezzati non servì a nulla. Riuscì forse a salvare una suora. E qui ci trovavamo benissimo quando poi si riuniscono e però a un certo punto scoprono che devono andare da un altro posto. Stamane è venuto il brigadiere di questura ad avvertirci di tenerci pronti per il giorno 30 corrente, essendo venuto l'ordine di partenza per il campo di concentramento, dove non si sa. Solo ci disse di prepararci, di portare con noi tutto materassi, coperte e alimenti. Caro Pino, la nostra via Crucis non è finita e Dio sa se potrò farti sapere ancora dove siamo e ancor più se ci rivedremo. Ho fede e tu abila pure in Dio e speriamo col suo aiuto di sì. Invece sappiamo che non andò così. Allora, lui l'ha scritta e poi l'ha nascosta. È stata ritrovata successivamente ed è stata consegnata al figlio. E adesso appartiene all'archivio della comunità israelita. Ed è interessantissima perché è veramente, ci dice quello che è successo e come vedete non c'è violenza, loro non si aspettano e tutto avviene come se fosse una cosa normale. La banalità, a questo punto dirò qualcos'altro adesso. Allora, cosa succede a Venezia nei mesi successivi? Allora cominciano alcune denunce, comincia la collaborazione con i tedeschi. Fino all'agosto del 44, ecco, l'estate del 44, soprattutto l'inverno del 44 è il momento più brutto anche per i nostri partigiani. Nell'estate del 44 arrivano i tedeschi. E allora la banalità del male. Chi arriva? Il comandante della risiera di San Sabba, Franz Stangl. Se uno legge l'intervista che gli fa prima di morire la giornalista canadese La Sereni, ha questa sensazione della banalità del male, perché lui racconta per filo e per segno la sua vita, il suo iter lavorativo, come se avesse lavorato alle poste. È una cosa impressionante leggere quel libro. Perché chi è Franz Stangl? È austriaco, filonazista e quindi è clandestino in Austria quando era il partito nazista, era clandestino. Con l'arrivo dei tedeschi, con l'Anschluss nel 1938, comincia a far carriera. Dove va a lavorare questo signore?
al castello di Ertheim. Il castello di Ertheim è l'unico luogo in Austria dove si applica il progetto eutanasia, il T4, quello che si è fatto in Germania, come sapete, questi ospedali dove sono stati uccisi i figli dei tedeschi che risultavano mancanti con qualche problema fisico, con qualche problema psicologico, perché erano asociali, insomma, e ce n'era uno anche in Austria. Dopodiché la sua carriera continua. È comandante di Sobibor e di Treblinka. Ricordo che Sobibor, Treblinka e Belzec sono i 3 campi di sterminio, mentre Auschwitz è campo di sterminio e campo di lavoro anche, campo di concentramento, li facevano lavorare fino alla morte, ma invece Treblinka, Sobibor, ci andavi solo per morire. E dove sono finiti tutti i polacchi, dai ghetti polacchi. Quindi con po' di curriculum lui arriva alla risiera di San Saba e applica come comandante. Come vi dicevo prima, la risiera di San Saba è praticamente territorio tedesco e applica tutte le modalità che ha già imparato. Allora, comincia con le rettate del ghetto di Trieste. Tra le persone che arresta c'è tutta una famiglia di sarti che hanno la loro sartoria in ghetto di fronte alla libreria di Saba. Papà, mamma, 2 figli. Uno dei 2 figli, Mauro Grini, entrando nella risiera comincia a trattare con i tedeschi. Promette di trovare, di dire dove sono, di denunciare gli ebrei e di dire dove sono nascosti. Sta di fatto, comincia questa collaborazione. La sua famiglia avrà un luogo all'interno della risiera più sicuro, cioè praticamente cominciano a lavorare, creano una sartoria all'interno della risiera e lavorano per i tedeschi. Si salveranno la vita. E tutti quelli che andranno in questa sartoria alla fine saranno salvi. E lui comincia a spifferare, non si sa il numero, questa come potete immaginare, questa all'interno, è un grande dolore all'interno della comunità ebraica di Trieste questa cosa. Sono cose che succedevano adesso. C'è lo scoop per esempio di chi ha denunciato Anna Frank, no? Succedevano queste cose perché l'umanità ha anche queste caratteristiche. Allora probabilmente 200-300 persone vengono arrestate per l'intervento e per l'aiuto di Mauro Grini. Ad un certo punto a Franz Stangl gli viene un'idea: andiamo a Venezia, perché molti ebrei triestini sicuramente sono andati là non li conoscono e sono indisturbati. E viene a Venezia con Mauro Grini, che per l'occasione prende il nome di Dottor Manzoni e comincia con le stesse modalità già applicate a Trieste. Hanno proprio un modello, va in giro per Venezia da solo, gli altri, i tedeschi, sono nascosti, vede uno che conosce di Trieste, lo saluta, ma non lo fa restare subito, ma in una seconda occasione, perché vuole aspettare che vada a casa in modo da trovarne tanti altri. Con lui andrà anche in ospedale, perché alla fine, nell'autunno del 44, ci saranno le rettate in ospedale. Tante persone malate che vengono arrestate. Allora abbiamo il diario di una ebrea triestina che si trova in ospedale perché è nascosta, lei e il marito.
e che si trova di fronte a un certo punto Mauro Grini, che conosce benissimo. A quel punto lei sente di aver perso tutto e dice: ti sei venuto a Ciorne. Lui accampa delle cose, ma non la fa restare, né lei né il marito, ma tanti altri sì. Quindi con questa operazione tedesca praticamente il numero degli arrestati a Venezia si raddoppia, quindi alla fine sono circa 248. D'accordo? Mauro Grini poi sparirà. Tra l'altro, ecco, un aneddoto terribile. C'è una ragazza, questa è una storia nella storia, però come dire, è una cosa che mi ha così impressionato. Nella libreria di Saba c'erano 2 sorelle che lavoravano, entrambe si sono suicidate prima di tutto questo, quindi indipendentemente, e avevano una terza sorella. Questa terza sorella in questo momento, quindi io immagino anche la famiglia, la situazione psicologica, tenta di fuggire da Trieste e pensa di andare a Torino. Arrivata a Venezia deve cambiare treno, scende e si trova Mauro Grini davanti. La conosce benissimo perché conosceva le sorelle, perché erano di fronte appunto alla sartoria dei suoi genitori, la fa arrestare. Però riesce a mandarla nella sartoria dei genitori all'interno della risiera. Quindi alla fine questa si salva. E perché la mente umana è fatta così, complessa come la storia, alla fine alla liberazione questa ragazza sposa il fratello di Grini. La deportazione politica, tutte le pietre che abbiamo visto prima sono di persone che per nascita sono state dichiarate deportabili perché ebree, invece i politici sono persone che hanno scelto deliberatamente di fare delle azioni contro il fascismo, contro il nazismo, a rischio della loro vita, e qualcuno la vita poi l'ha persa. È curioso che entrambi questi due, Emilio Scarpa e Bonaventura Ferrazzutto detto Ventura, abitassero proprio qua. Allora, chi sono? Come avete visto, guardando nelle pietre dei politici, naturalmente le date che conosciamo per gli ebrei sono diverse, perché non sono rettate, come dire, programmate di tutto un gruppo, e anche i luoghi dove sono stati portati. Allora, entrambi sono stati portati a Mauthausen, che era uno dei luoghi dove Mauthausen in Austria, dove hanno portato parecchi politici italiani, anche tanti operai che hanno fatto gli scioperi, Dachau e Mauthausen, che erano anche i posti più vicini. Allora, vediamo di conoscerli meglio. Emilio Scarpa, tra l'altro non si conosce il padre, quindi era figlio di una mamma, oggi diremmo single, che cresce e da subito, come dire, si interessa da giovane alla politica. Ad un certo punto va a Milano e entra nel 23 nel Partito Comunista dei Lavoratori. Nel Partito Comunista dei Lavoratori
e comincia, come dire, ad avere dei problemi. È segnalato, viene arrestato una prima volta, poi verrà arrestato una seconda perché sta dando dei volantini fatti da lui stesso, però entrava e usciva dalla prigione e ben presto comincia a lavorare nel cinema come montatore, sceneggiatore, insomma aiuta, ecco. Tanto che abbiamo nel 1939 partecipa alla Biennale di Venezia con un documentario sulla storia del film muto. Quindi un ragazzo che non ha studiato particolarmente, ma che è molto, molto interessato, impegnato, ecco. Però naturalmente dal primo momento, dalla prima arresto in poi, è uno che viene seguito. Quindi i suoi movimenti sono ben sorvegliati dalla prefettura. Allora a Milano lui entra in contatto con il gruppo sono i redattori dell'Avanti, sono i redattori del giornale Avanti che viene pubblicato clandestinamente, ecco. Tra l'altro queste persone che saranno poi molto importanti poi nel biennio 43-45 per i loro legami con il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, quindi poi ebbene, tra Milano e Roma moriranno in 34, quindi erano persone che hanno rischiato tantissimo e molti sono morti. Ritorna a Venezia e si mette in testa di stampare anche qua l'Avanti. Un giornale, un numero dell'Avanti. Mettendosi d'accordo, allora vedete sopra il ponte, no, dove ci sono i due gondolieri, c'è una pasticceria che è la pasticceria Iguanotto. Allora Tiziano Iguanotto, che era il proprietario allora è uno dei più importanti, come dire, delle più importanti persone, socialista, che metteva in collegamento i vari gruppi di Venezia. Quindi tra un caffè più o meno vero, un pasticcino più o meno ricco, là si trovavano gli antifascisti di Venezia. E quindi che cosa pensa Emilio? Pubblichiamo il giornale e poi lo nascondiamo in pasticceria. Però sorvegliato, una spiata, non si sa, sta di fatto che i fascisti trovano i giornali e arrestano tutta la famiglia di Tiziano Iguanotto e anche lui. Lui, che è una persona coraggiosa e leale, si addossa tutta la colpa. Quindi gli altri saranno liberati e lui va a Mauthausen e muore subito, cioè dopo la liberazione, per gli effetti delle privazioni, di quello che ha subito durante, muore dopo. Allora, Tiziano Iguanotto con chi era sposato? Con Filomena Ferrazzuto, che era la sorella di Bonaventura Ferrazzuto. Era il filo di questa famiglia, perché la famiglia Ferrazzuto aveva una trattoria qui a Venezia, qui a San Luca, scusate, proprio qui a San Luca. Erano 7 fratelli e quindi non sappiamo se questo incontro è avvenuto per vicinanze o per ragioni politiche ideologiche, perché socialista era Iguanotto e socialista sarà Bonaventura Ferrazzuto. Socialista della prima ora, nel senso che lo troviamo
a Venezia, viene cacciato perché nel 15 lui è contro l'interventismo, non è interventista, quindi va a Milano, e qui a Milano si trova nel grande gruppo dei socialisti, la Balabanov per esempio, no? Tutto quel gruppo molto importante che era frequentato anche da Mussolini stesso, dalla Sarfatti, quel gruppo all'interno del quale poi alcuni, Mussolini, la Sarfatti, prenderanno un'altra strada. Però lui è legatissimo al Partito Socialista, farà parte anche lui, scriverà nell'Avanti, lavorerà con Rizzoli, cioè tutto un grosso nome, Lelio Basso, cioè quel mondo culturale politico che ha nella Milano, ha la capitale, lui l'ha frequentato. E non solo, cosa volevo dire? Non solo, come dire, Emilio ha lavorato nel cinema, ma lo stesso Bonaventura Ferrazzuto. Quindi ha molte attività, è una persona molto attiva, molto coraggiosa. Ad un certo punto, con un suo amico, apre una società galvanico-chimica, che era in parte una società di copertura, soprattutto dal 1943, quando lui entra in contatto col Comitato di Liberazione, non solo di copertura, perché in quella sede poi si trovavano gli antifascisti di Milano, e sappiamo che a Milano poi c'era la dirigenza del Comitato di Liberazione dell'Alta Italia, quindi un posto fondamentale per la resistenza italiana. Ma siccome lavoravano, erano anche finanziatori, d'accordo? Allora, non solo questo, lui aveva una villa sul Lago Maggiore e attraverso quella villa passavano gli ebrei, per esempio, che scappavano verso la Svizzera. Allora, noi non sappiamo benissimo come sia andata. C'è questo sospetto, grava un sospetto su una signora, un'impiegata di questa associazione galvanico-chimica, che aveva una storia d'amore con il socio di Bonaventura Ferrazzuto. Questo socio a un certo punto ha voluto troncare questa storia perché era troppo pericolosa, proprio perché erano all'interno del Comitato di Liberazione. Pare che lei l'abbia presa malissimo e li abbia denunciati come sovversivi. Li abbia denunciati, allora nessuno ha la certezza su questa cosa, però ci sono forti sospetti. L'amico riesce a scappare in Svizzera e Bonaventura viene arrestato e mandato anche lui a Mauthausen. Ebbene, quest'uomo, che evidentemente è un uomo veramente coraggioso, non se ne sta tranquillo neanche a Mauthausen. A Mauthausen, come in alcuni campi di concentramento, esiste, come dire, una specie di resistenza interna. Grazie a questa resistenza, un gruppo di internati riesce a fuggire. Verranno recuperati, perché chi fuggiva difficilmente vengono recuperati, però lui viene visto come responsabile.
e viene mandato, sapete dove? Nel castello di Artheim. Il castello di Artheim, che prima della guerra era luogo appunto, dell'operazione T4, diventa durante la guerra un luogo di esperimenti, da cui non si usciva. E non se ne veniva fuori, quindi lui muore lì. Lui, sai, è lo zio di Ferrari, che è dell'Ampi di Mestre, non so se lo conoscete. Lui ha un po' ricostruito la sua storia, io l'ho sintetizzata, è molto lunga perché quest'uomo ha fatto tantissime cose, è stata una di quelle persone la cui eredità, non solo personale di quello che lui ha, ma anche di quello che lui ha elaborato, è stata utile poi nel dopoguerra, nella costruzione di una democrazia. Ecco. Quindi, come dire, una persona di riferimento importante. Ecco. Entrambi erano così di San Luca. Concludo che prima c'è stato il riferimento, visto che abbiamo le due pietre di queste due coraggiosissime persone, la pasticceria in Guanotto e dietro c'è il Teatro Goldoni, che è questo luogo dove si è consumata una delle più famose dei famosi eventi della Resistenza veneziana. Praticamente nel marzo del 45, quindi verso la fine, proprio per tutto quello che era successo a Venezia, perché prima vi ho parlato di Venezia, vi ho detto che era una città dove, come dire, la vita era più serena che in altre città, però dopo c'è stato un peggioramento, perché ci sono stati i martiri, no, della riva dei Sette Martiri. Anzi, prima ci sono stati quelli di Ca' Giustinian, poi quegli altri, ci sono stati gli arresti, ci sono stati quindi anche a Venezia la vita, e c'era da parte di molti il timore che non se ne uscisse più. E quindi hanno organizzato questa cosa praticamente dove non si è fatto male nessuno. Un gruppo di questi giovani, tra l'altro prima forse tu citavi Arcalli, che era giovanissimo, avuto 16 anni, è quello che aveva la responsabilità militare, giovanissimi. C'era uno spettacolo all'interno del teatro e hanno fatto finta di circondarlo, che erano pochissimi. Hanno spento le luci, poi erano successe anche tante cose che non vi sto qui a dire. Sta di fatto che Cesco Chinello riesce ad andare, l'organizzatore la mente turcato, Cesco Chinello riesce ad andare sul palcoscenico e dire ai veneziani: aspettate, guardate che sta per finire, sta per essere liberata la città, in modo di incutere un po' di speranza nei confronti, e poi riescono a fuggire e non si fa male a nessuno. Dentro c'è la lapide che ricorda questo momento. Come conclusione del nostro percorso conosciamo un'altra deportazione, che è quella militare. Ecco, è una deportazione a cui io sono particolarmente legata, perché anche mio papà, come tanti della sua generazione, mio papà era del 22, sono stati fatti prigionieri dai tedeschi. Voi sapete che dopo l'8 settembre cosa c'è stato? Il re, Badoglio, il gruppo dirigente
se ne è fuggito in Puglia con l'idea di fondare il nuovo governo italiano in esilio, e fin qua. Però praticamente tutti i capi militari di tutte le armi, aviazione, marina, fanteria, hanno lasciato senza ordini tutto l'esercito italiano, che era tutto lungo il Mediterraneo. Tutto l'esercito italiano non hanno saputo, ogni generale ha dovuto arrangiarsi, decidere che cosa fare. C'è qualcuno che si è ribellato e sappiamo com'è andata, come a Cefalonia, e la maggior parte si è arresa. Qualcuno perché si sentiva ancora alleato dei tedeschi, ma molti probabilmente per non far inutili vittime, perché certamente le forze italiane erano impari con quelle tedesche, si è arreso e furono sottoposti a una vita molto molto difficile, perché erano i traditori, ma non addirittura dalla prima guerra mondiale sono i traditori, i badogliani sono i traditori, quindi vennero trattati malissimo. A parte la deportazione razziale, che come immaginate, quella politica, rispetto a tutti i prigionieri vengono dopo i russi, che sono quelli che in assoluto, per tutte le ragioni, per i pregiudizi contro gli slavi, ecco, vengono per secondi, quindi abbiamo un tasso di mortalità da parte dei nostri internati molto alto, del 10% circa. Ecco, queste storie arrivano fino ai nostri giorni, soprattutto nelle famiglie dove è mancato qualcuno e quindi la madre ne ha sofferto. Vi racconto questo brevissimo aneddoto di una collega del Trevigiano che ha avuto uno zio che è morto. Ebbene, pensate, sua nonna, la mamma di questo, ad un certo punto si è messa in testa di andare nella tomba di suo figlio in un paesino in Germania. A casa non ha raccolto nessun aiuto, perché tutti, ma ti sei matta. E lei da sola, questa donna che probabilmente non è uscita mai da un breve gruppo di piccoli paesi dove abita, è riuscita ad andare in Germania, andare nel paesino, trovare la tomba di suo figlio, ed è stata adottata da questa del paese. Quindi lei ogni anno andava a dormire da casa dell'uno a casa dell'altro, insomma l'hanno aiutato. Questo per dirvi. Qualche anno fa 2 signore veneziane sono venute perché stanno disperatamente cercando di capire lo zio dove è morto, perché queste storie, chiaramente i genitori più di tutti, i fratelli, ma anche i nipoti, si ripercuotono nel tempo. Allora il signor Brussato, Romano Brussato, che come vedete viene mandato prima a Fallinboster, che era uno dei campi più grandi, più famosi, e poi non sappiamo perché ad un certo punto viene mandato a Bergen-Belsen, che invece era un campo misto, dove c'erano anche lì deportati razziali, politici, quindi era più brutto, e un gruppo di internati militari italiani finisce lì e lui lì muore. Allora, come vi dicevo, pensate che il papà di questo Romano Brussato è morto durante la prima guerra mondiale, quindi questa famiglia ha veramente dato uno nella prima, uno nella seconda, e aveva una figlia piccola che praticamente non ha conosciuto il suo papà. E allora questo libretto che vedete lo ha pubblicato la figlia, e ci sono tutte le lettere che lui ha mandato a casa fino al momento della morte. Ci sono sia le trascrizioni, ecco, volevo mostrarvelo, sia queste lettere che sono le lettere classiche che mandavano. C'erano dei moduli prestabiliti, loro dovevano scrivere in matita
perché poi c'era la censura che leggeva e cancellava. Tant'è che noi anche in istituto ne abbiamo tanti di queste lettere. E non ci dicono molto perché non potevano dire nulla. Perché dicevano veniva cancellato. Esatto, quindi naturalmente ci sono cose private, i baci, gli abbracci alla propria famiglia, e poi ecco le fissazioni, qual è? Il pacco. I pacchi chiedono continuamente, perché hanno poco da mangiare, chiedono dei pacchi, che gli mandino dei pacchi. Quindi questa è la cosa più... però capite che questa è una storia che non finisce qui, ecco. Va avanti, perché questa non ha mai conosciuto il suo papà. Non ha mai conosciuto il suo papà, e per lei è stato importantissimo che ci fosse questa pietra d'inciampo. Per concludere, la pietra sempre di più ogni anno nel momento della posa e per quello che succede, ci sentiamo convinti dell'importanza della loro esistenza. Ecco, il fatto che questa dopo tanti anni senta il bisogno di trascrivere e scansionare le lettere del papà ci dice che questo per lei è una cosa importantissima. Ecco. Quindi la figlia abitava qui? No, la figlia non abita più qua, credo abiti a Mestre lei. Lui abitava qua in quel momento. Ecco, con lui abbiamo anche le lettere, quindi l'indirizzo è quello giusto, evidentemente poi ha fatto la sua vita. Ecco. Questo anche per ricordare, e dopo concludo, questa storia degli internati militari, che anche questa è una storia che nel secondo dopoguerra all'inizio è stata un po' rimossa.